Benvenuti, oggi è giovedì 23 maggio 2024. Il sole sorge alle 5:45, tramonta alle 20:08. La luna si leva alle ore 20:28 e cala alle 5:14. Oggi si celebra San Desiderio, protettore dei parti difficili. Il nome Desiderio deriva dal latino e significa desiderato. Oggi, martedì 23 maggio, si celebra come ogni anno la giornata della legalità, con la quale si commemorano le vittime di tutte le mafie e in particolare ricorda gli attentati ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel 1992. Oggi compie 37 anni la cantante catanese Levante. Nata a Caltagirone, ha mosso i primi passi nel mondo della musica aprendo i concerti di Max Gazzè per poi spiccare il volo. Nel 2018 è stata uno dei giudici di X Factor. Buon compleanno anche all'attore e regista Massimo Ceccherini, che tocca quota 59. Sembrava destinato a una vita da imbianchino sulle orme del padre, ma l'attrazione nei confronti del mondo dello spettacolo lo ha portato prima alla corrida di Corrado e poi a recitare nei film di Alessandro Benvenuti e dell'amico Leonardo Pieraccioni, trampolini di lancio per una lunga carriera sul set. E sono 42 le candeline per la conduttrice televisiva e radiofonica Andrea De Logu. È stata protagonista alla RAI del programma Stracult nel 2016. Ha presentato alla radio il Festival di Sanremo. Erano le 17:57 del 23 maggio 1992. Giovanni Falcone, il coraggioso giudice antimafia, viaggiava a bordo della sua Croma bianca insieme alla moglie Francesca lungo l'autostrada a Palermo-Mazzara del Vallo, ma all'improvviso all'altezza di Capaci un boato assordante. L'esplosione violentissima fece esplodere la macchina, uccidendo Falcone, sua moglie e anche i 3 agenti della scorta che le accompagnavano in altre 2 auto blindate. Una strage che ha lasciato l'Italia senza parole e una ferita ancora aperta nella nostra storia. Sapete quanti idiomi diversi esistono nel mondo? L'UNESCO stima che ci siano almeno 7.000 lingue diverse, alcune delle quali parlano solo poche centinaia di persone, ma alcune lingue, come il cinese, il mandarino e lo spagnolo, sono parlate da milioni di persone in tutto il mondo. E voi? Quante lingue parlate? Buongiorno ai 12, oggi un'allegra e baldanzosa luna in Sagittario rallegrerà tutto lo zodiaco. Vediamo come. Ariete, un vantaggio enorme per voi questa luna che si forma nell'amico Sagittario in trigono, corroborante a livello emozionale, ma soprattutto si connetterà al vostro Marte che per adesso vi rende esenti da tutto il caos planetario nei luoghi zodiacali vicino a voi e vi permetterà di vivere la passione, un momento meraviglioso in cui vi convincerete che siete veramente finalmente innamorati. Toro, la giornata di oggi prevede l'abbandono dell'opposizione della Luna ai vostri gradi e quindi è una giornata in cui le tensioni emozionali saranno più calme, proprio perché la Luna non si opporrà più ai pianeti che ancora ospitate nei vostri gradi. Sfruttate quindi bene la giornata per diplomaticamente appianare qualche diverbio. Gemelli, niente di più bello di una luna piena opposta che vi permette di vedere quello che siete diventati. Il sole è entrato nei vostri gradi, tra poco anche Venere e Giove dopo qualche giorno, e quindi un meraviglioso tripudio ad una nuova era della vostra vita. L'importante è stare collegati e soprattutto avere la capacità di vedersi dal di fuori. Cancro, una luna che smette il suo trigono ma che si rende assolutamente
estremamente gioiosa in Sagittario, di qui ne beneficerà l'umore nel vostro caso, proprio perché è una luna che vi porterà a sondare delle nuove dimensioni, a esplorare un po' più in là di ciò che si vede. Quindi oggi Cancro, intuitivi e acuti a qualunque costo. Leone, una luna di trigono molto bella, proprio perché vi darà modo di vivere pienamente le vostre emozioni, che adesso si fanno più ampie, i progetti sono più dolci e soprattutto riguardano la famiglia. State pensando a un prossimo futuro in cui ci sarà un allargamento o delle necessità piacevoli da affrontare in due. Vergine, decisamente una condizione zodiacale di quadratura. La luna oggi vuole suggerirvi di pensare un po' più spesso alla vostra dimensione affettiva, a quella familiare, quello che volete costruire nella vita, ma di affettivo. Quindi abbandonate per un po' i soliti schemi mentali e dedicatevi di più al mondo degli affetti. Bilancia, luna amica e comunicativa, oggi siete in pieno regime comunicativo estensivo, siete aperti, disponibili, vi va di confrontarvi anche con gente nuova, diversa e soprattutto divertente. Incontri amorosi al top. Scorpione, la luna rimane con voi solo nelle prime ore del giorno per poi farsi piena e andare in Sagittario, una luna che vi ha regalato tanto proprio perché vi ha mostrato in extremis proprio come ovviare a tutta una serie di cose che riguardano l'amore e il vostro inserimento ottimistico nella vita, che finalmente stanno per non trovare più ostacoli. Quindi da ora in poi dipenderà da voi. Sagittario, oggi ospiterete una luna stupenda, una luna che finalmente vi darà una visione delle cose introspettiva, nuova e saggia. È una luna di ripresa per voi e vi aiuterà a comprendere come innestarvi verso una nuova sfida, quella che i pianeti vogliono, entrando in gemelli, proprio perché si mettono in opposizione e quindi vi fanno puntare ad un altro obiettivo lontano. Capricorno, una giornata con una luna che si fa piena nella vostra 12ª casa, quindi illuminante per la vostra psiche. Avrete modo di vedere dentro di voi quello che sentite, quello che provate, come vi difendete e come non è più il caso di tenere ancora su quella corazza avendo voi un cuore in fondo molto tenero. Acquario, luna amica, decisamente, luna che realizza qualche desiderio, luna che vi mette in contatto con amici e con tutta una serie di affinità elettive, nuove prospettive, nuove soluzioni e comunque un ritrovato coraggio nell'affrontare tutto, mentre il trigono Sole e Giove vi aiutano a esternare, a esplicare nuove parti del vostro essere. Pesci, la giornata di oggi è una giornata pienamente da luna in quadratura, il che significa che potrebbe esserci qualche calo emotivo, proprio perché c'è una prospettiva di abbandono di tutta una serie di strade, un po' di nostalgia, sì, magari prospetticamente, ma le novità che porteranno questi cambiamenti sono poco temibili, ma sono molto evolutive proprio per quello che faranno succedere. Siete pronti per un'avventura che vi porterà in luoghi esotici, pericolosi, popolati da feroci pirati? È la storia di Jim, un giovane che trova una mappa che rivela l'esistenza di un tesoro nascosto. Ci troviamo nel 23 maggio del 1883, quando lo scrittore scozzese Robert Louis Stevenson pubblica un libro che diventerà un mito per milioni di giovani lettori, L'Isola del Tesoro. Oggi scopriremo il significato dell'espressione "a taste of your own medicine", o in italiano un assaggio della tua stessa medicina. Da dove viene questa espressione? La sua origine risale addirittura alle favole di Esopo, in cui un truffatore vendeva medicine false e quando si ammalò gli furono somministrate le sue stesse medicine, che naturalmente non funzionarono. Da allora questa espressione è stata utilizzata per descrivere la situazione in cui qualcuno riceve il trattamento che ha inflitto a qualcun altro. Insomma, chi la fa l'aspetti. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi vi parleremo di due criminali che hanno fatto sognare l'America intera.
Bonnie Parker e Clyde Barrow. Lei una giovane donna insoddisfatta dal suo matrimonio, lui un appassionato di armi e di auto. Insieme hanno formato la celebre Barrow Gang, una banda di rapinatori che ha tenuto la polizia sempre sulla corda. Alla fine però la loro avventura è stata stroncata dai Texas Rangers che li hanno uccisi in un'imboscata. Bonnie aveva solo 24 anni e Clyde 25, ma il loro nome è entrato nella leggenda. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ognuno di noi è una luna, ha un lato oscuro che non mostra mai a nessuno. Noi invece vi mostriamo ogni giorno il nostro lato luminoso con il nostro almanacco, quindi vi aspetto domani per un'altra puntata. Ciao!